Lavagna ritrova la piena fruibilità di piazza Vittorio Veneto. In 8 giorni completata la demolizione dell'ex veranda del bar Ostigoni. Questo pomeriggio lo spazio restituito alla città. Piccole comunità tenaci e creative. Siamo stati a Santa Giulia di Lavagna, una parrocchia vivace che tiene viva la speranza e custodisce come un tesoro l'asilo parrocchiale. Aumenta il pericolo di truffe online, dal phishing alle estorsioni al furto dei dati personali. La Polizia Postale invita a non inviare mai denaro, non aprire link dubbi e denunciare subito il fatto. Si conclude domani a Genova il progetto Generare il futuro. ACLI e Forum Famiglie hanno collaborato per formare giovani, facilitando il loro inserimento in ambito lavorativo. La Val Fontana Buona spinge per avere il tunnel, non convince l'ipotesi del tracciato corto avanzata dalla Regione. I sindaci insistono, serve la volontà politica per farlo. Con l'esclusione dalla Lega Pro del Pro Piacenza cambia la classifica e la Virtus Entella raggiunge la vetta. Domani intanto la squadra è in campo per il recupero con la Pistoiese. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi. Sono durati 8 giorni i lavori per la demolizione dell'ex veranda del bar Ostigoni a Lavagna. La struttura in acciaio è stata smontata pezzo dopo pezzo, liberando così una piazza Vittorio Veneto che questo pomeriggio è stata riaperta al pubblico nella sua interezza. In previsione ci sarà un progetto di riqualificazione più importante, ma intanto oggi i cittadini lavagnesi si sono riappropriati di uno spazio occupato abusivamente dal 1986. Vediamo. Le piace la piazza? È bella, è bella. La ricordava così? No, perché io l'ho sempre vista con l'affare lì, sì, Così le piace adesso? Sì, mi piace, c'è più spazio. Sono durati 8 giorni i lavori per la demolizione della veranda del bar Ostigoni, dichiarata abusiva dal Consiglio di Stato. 8 giorni per ritornare indietro nel tempo di 32 anni e restituire alla città una piazza Vittorio Veneto usufruibile nella sua interezza. Questo pomeriggio sono state tolte le protezioni metalliche che proteggevano l'accesso all'area di cantiere. La pavimentazione è stata messa in sicurezza, pulita e ripristinata provvisoriamente in attesa di una riqualificazione più profonda che sarà affidata ad un progetto in via di elaborazione da parte della Commissione prefettizia. Lo spazio sicuramente resterà pedonale, assicurano dall'ufficio tecnico di Palazzo Franzoni. La ditta che ha vinto l'appalto, la NME di Alessandria, ha proceduto allo smontaggio della struttura metallica non senza qualche difficoltà, sia per la natura tecnica dell'intervento, sia per i curiosi che cercavano di vedere l'avanzamento dei lavori. La gente era curiosona che cercava di guardare dietro la nostra recinzione da cantiere, che era curiosa di vedere tutto quello che succede. Adesso che cosa vi dice? Vi hanno fermato? Niente, adesso si sono calmati e diciamo tutto tranquilli e dicono tutti che la piazza è ritornata all'origine e tutto bene. Sono contenti? La gente di Lavagna è contenta? Io di quello che ho valutato mi sembra che sono molto contenti. Che cosa avete fatto tecnicamente? Com'era? Una struttura in acciaio? Era una struttura mista, vetri, acciaio, c'era dell'alluminio, del ferro e tante cose. Anche per noi è stato difficile smaltire tutti i detriti perché abbiamo dovuto separare tutti i materiali per poterli smaltire nelle discariche. Avete fatto la differenziata anche voi? Certo, come tutti. Parliamo adesso di sanità. Da venerdì prossimo, 22 febbraio, i reparti di urologia e di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Lavagna troveranno sistemazione nei nuovi spazi realizzati al secondo piano del Corpo Nord. L'ASL 4 dà così avvio alla fase operativa della riorganizzazione aziendale dei percorsi specialistici di cura che devono essere presenti all'interno di un DEA di primo livello, quale quello lavagnese. Contestualmente prenderà avvio all'ospedale di Rapallo la Day Week Surgery, la centralizzazione dei percorsi chirurgici a media-bassa complessità all'interno dell'ospedale di Nostra Signora di Montallegro. Garantirà la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'azienda, assicurando il pieno utilizzo degli spazi operatori presenti. Con queste due attivazioni, spiega il direttore generale della ASL 4, Bruna Rebagliati, entra nel vivo il piano organizzativo aziendale, creando i presupposti per l'ulteriore sviluppo che prevede l'avvio dei cantieri di lavoro per la valorizzazione anche dei percorsi riabilitativi che saranno realizzati all'ospedale di Sestri Levante.
È convocato per venerdì prossimo 22 febbraio alle 14:30 al Consiglio Comunale di Rapallo. Durante la seduta ci sarà l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, il DUP, e il bilancio di previsione 2019-2021. Tutte le sedute dei Consigli Comunali rapallesi per l'anno 2019 saranno trasmessi in diretta da Telepace su Telepace 2 al canale 85 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire i lavori anche in streaming sul sito internet del Comune, all'apposita area dedicata Consiglio Comunale Diretta Video. Voltiamo pagina ai temi di carattere diocesano, adesso le piccole realtà, spesso le più tenaci e creative. Con le nostre telecamere siamo stati a Santa Giulia, sulla collina di Lavagna, dove abbiamo trasmesso la messa in diretta nella sesta domenica del tempo ordinario. In parrocchia è attivo il coro e tanti volontari collaborano con la famosa sagra della focaccia con la salvia, che attira ogni estate molti visitatori e serve per sostenere l'asilo parrocchiale. Vediamo. Quale realtà ha trovato e le vorrei chiedere anche come vivono e sopravvivono queste parrocchie, diciamo un po' di periferia. La comunità che ho trovato è una comunità che nel tempo è stata costruita da sacerdoti che hanno speso molto e quindi una comunità vivace. Certo, siamo una comunità un po' dispersa, nel senso che il territorio parrocchiale è abbastanza disperso, però devo dire che c'è veramente una comunità ancora legata alla propria storia, alla propria tradizione, alla propria fede, diciamo così. C'è proprio il senso dell'identità, ecco, dell'essere di Santa Giulia. Ecco. E sì, certamente le nostre comunità non sono comunità grandi, numericamente non sono grandi, però, come dire, il verbo sopravvivere non mi piace, direi che vivono, forse con qualche fatica in più, però, come dire, anche con tanta speranza, con tanto desiderio di non perdere, diciamo, questo legame profondo con la comunità, con il territorio e poi di non perdere soprattutto il legame con il Signore, ecco. Siamo un piccolo gruppo, un po' che ogni tanto qualche persona arriva, qualche persona va, però cerchiamo sempre di fare il nostro servizio liturgico tutte le domeniche nelle feste della parrocchia, la festa di Santa Giulia, Madonna del Rosario e le classiche feste comandate, o quando c'è qualche altra occasione. Una delle attività collegate alla parrocchia è lo storico asilo parrocchiale, che oggi vanta all'incirca, mi dicevano, 21 bambini, ed è un ambiente però, diciamo, che essendo parrocchiale va anche sostenuto, e una volta all'anno si organizza una sagra. Credo che sia una bella opportunità per la comunità di Santa Giulia in primis, e poi anche per altre comunità, perché comunque i volontari non sono solo della parrocchia di Santa Giulia, ma è un modo per tenere unite le persone. I dolci sono il nostro cavallo di battaglia, perché sono fatti tutti in casa, e da qualche anno sono soprattutto le mamme dell'asilo che si adoperano soprattutto per i dolci, perché qualche anno, appunto, come dicevate anche voi prima, che il ricavato della sagra poi viene utilizzato per finanziare il mantenimento dell'asilo parrocchiale, quindi c'è anche la volontà di tutta la comunità di impegnarsi perché questo baluardo della comunità continui a sopravvivere. La nostra pagina dedicata alla politica estera, i vescovi messicani e americani hanno scritto a Trump, il presidente degli Stati Uniti, facendo propria la dichiarazione dello scorso 15 febbraio dell'episcopato statunitense, che prende le distanze dalla decisione del presidente di voler procedere con la costruzione del muro con il Messico. Un muro che prima di tutto è un simbolo di divisione e avversità tra due paesi amici, si legge nella nota firmata dall'arcivescovo di Monterrey. Noi ci manteniamo fermi e decisi nella visione espressa da Papa Francesco, cioè che in questo momento abbiamo bisogno di costruire ponti e non muri. Proseguiamo il tema delle truffe agli anziani. Oggi parliamo di quelle che avvengono su internet. Sempre più persone infatti vengono raggirate con email su piattaforme di vendita o attraverso i social. Nel servizio vi raccontiamo alcuni casi e i consigli della polizia postale. Sentiamo. Il rischio di cadere nella trappola di una truffa online è purtroppo ancora molto alto. La polizia postale mette in guardia sui 3 imbrogli più diffusi. Al primo posto c'è il phishing. Il malvivente tenta di ingannare la vittima fingendosi una banca o un ente affidabile per estorcere dati personali. Cliccando su quel link io vedo la pagina esattamente uguale a quella della banca. È ovvio che è una pagina mal formata, che sembra della banca ma non lo è, e nel momento in cui io vado ad inserire le mie credenziali d'accesso
le ho appena fornite al criminale informatico che avrà accesso al mio conto corrente. Attenzione poi alle mail che arrivano dalla propria casella di posta, una minaccia alla sicurezza personale. Il truffatore fa intendere di essere molto bravo e pericoloso e di conoscere i segreti della vittima. Lì dentro poi c'è la richiesta di riscatto oppure c'è un link e quindi io induco chi riceve quella mail a premere quel link per aumentare l'azione della mia aggressione. La richiesta sarà quella di denaro per interrompere la mia aggressione. Terzo, c'è il caso della mail che arriva dall'amico in difficoltà. Questo accade perché il criminale informatico è riuscito a carpire la password di una delle due persone, ma non c'è nessuno veramente in pericolo. L'unico modo che abbiamo per salvarci è fare una telefonata all'amico. Ovviamente non possiamo usare la mail perché è compromessa, lo contatteremo con un messaggio chiedendo: ma è vero che sei in difficoltà? E vedrete che risponderà l'amico e dice: no, non mi hanno rubato il portafoglio, non mi hanno rubato il telefono. E quindi bisogna essere sempre con gli occhi aperti. I consigli della polizia sono: mai inviare soldi, mai cedere alle estorsioni, mai aprire link dubbi, denunciare sempre. Per tutte le informazioni c'è il sito della Questura e i social. Piuttosto che non piattaforme e app quali YouPol, che è un'app che permette appunto, se scaricata, di essere sempre in contatto con noi. Ovviamente poi ci sono i canali tradizionali, quindi il numero unico d'emergenza al 112, piuttosto che non il sito istituzionale www.poliziadistato.it. La cronaca: un'anziana è stata denunciata dai carabinieri per insolvenza fraudolenta. La donna lo scorso mese di gennaio ha soggiornato una decina di giorni in un hotel del centro di Chiavari per poi allontanarsi senza pagare il conto di 790 euro. La donna, una pensionata residente nella provincia di Parma, è stata identificata dopo la querela sporta dai proprietari dell'albergo e al termine degli accertamenti dei militari. E uno straniero di 20 anni è stato denunciato per lesioni personali. Il giovane, dopo un litigio per futili motivi, ha aggredito e ferito un 17enne di Rapallo. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. L'autore del gesto è stato rintracciato e identificato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure. Andiamo adesso sul sito di ANSA Liguria. È sempre più probabile l'utilizzo dell'esplosivo sulla pila 8 nella zona del Moncone Ovest di Ponte Morandi, ma la decisione finale sarà presa domani mattina durante una commissione tecnica in prefettura. Lo spiega il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci. C'è un 80% di possibilità di utilizzare l'esplosivo, afferma, anche perché le aziende impegnate nel cantiere vogliono provare a vedere che cosa succede, come in un test, in vista di quella che sarà invece la demolizione delle pile 10 e 11 sulla parte est. Per il Moncone, che insiste sulle case di via Porro e su via Walter Fillac, l'uso di microcariche è già stabilito dal programma dei lavori. Una prova in una zona più isolata come quella del Moncone Ovest può essere utile, conclude Bucci. Questa sera inizierà intanto il taglio dell'impalcato tra le pile 6 e 7 e domani mattina, salvo imprevisti, comincerà la discesa del Moncone tagliato, ha ricordato Bucci. Ci sono ostacoli che spesso impediscono l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Uno di questi è lo scoraggiamento, che può subentrare dinanzi a desideri delusi o speranze spente. Per cercare di ovviare a questa situazione, le ACLI e il Forum delle Associazioni Familiari hanno dato via al progetto Generare il Futuro. Un centinaio di giovani sono stati coinvolti in attività laboratoriali. Domani, nell'auditorium di Palazzo Rosso a Genova, si svolgerà il momento conclusivo con un incontro pubblico in cui saranno illustrati i risultati. Il progetto Generare il Futuro parte dal Forum Nazionale delle Famiglie e dalle ACLI di Roma, che hanno avviato un percorso formativo di laboratori rivolto principalmente ai giovani. Questo progetto è nato per facilitare e accompagnare i ragazzi che fossero ancora studenti o quindi usciti dalla scuola ma in cerca di lavoro a approcciare il mercato del lavoro per facilitare il loro accesso al mondo del lavoro. Gli iscritti sono stati circa un centinaio, impegnati da dicembre a febbraio in attività laboratoriali condotte da formatori. Tutte quelle competenze trasversali che devono essere acquisite dai ragazzi, oltre alle competenze professionali, sono state poi la materia che è stata svolta nei laboratori. La tappa conclusiva di questo percorso sarà a Genova. L'obiettivo principale è quello di non scoraggiare i giovani in un contesto che, seppur difficile, offre delle opportunità che vanno ricercate. Questa società in realtà
non li facilita sia nel momento in cui apprendono, sia nel momento in cui devono affacciarsi al mondo del lavoro, e quindi è anche sempre più competitiva, e quelle competenze trasversali proprio di comportamenti e atteggiamenti non te li insegna nessuno, e quindi ci deve essere comunque qualcuno che non li fa perdere per strada. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di farlo con questo progetto. La famiglia basa molte delle proprie scelte sul lavoro, la cui precarietà rende difficoltosa la stabilità dei nuclei familiari stessi. Una famiglia, quando non ha speranza, non ha certezza, direi gli subentra la paura, e la paura blocca. Se la famiglia non ha certezze, non ha speranze, non ha fiducia, non ha lavoro, come fanno questi giovani sposi a pensare ad avere oltre a un figlio magari anche il secondo? Quindi la denatalità, anche quella, in parte dipende da una certezza che il lavoro ti dà e che ti dona speranza nel futuro. Appuntamento dunque con il progetto Generare il futuro, domani mattina alle 9 all'auditorium di Palazzo Rosso in via Garibaldi a Genova. Tra gli altri è prevista la partecipazione di Gigi De Paolo, presidente nazionale del Forum delle Famiglie. E parte domani il progetto di servizio orientamento al lavoro CGIL rivolto ai detenuti della casa di reclusione di Chiavari. Il progetto, che si inserisce nell'ambito dell'attività svolta dallo sportello informativo dell'area penale esterna per persone e famiglie, è dedicato ai detenuti segnalati dall'area educativa che siano disposti a intraprendere un percorso di reinserimento sociale e di riavvicinamento al lavoro. Tra le azioni previste ci saranno dei colloqui individuali per individuare appunto le competenze ottenute sia attraverso vecchie esperienze formative e professionali, sia quelle acquisite all'interno della struttura penitenziaria, e la successiva stesura del curriculum. L'obiettivo è quello di agevolare il percorso di inclusione sociale di chi, una volta uscito dal carcere, ha la volontà di riattivarsi nel mondo del lavoro. L'iter per ottenere l'autonomia differenziata della Liguria partirà a fine mese, non appena si sbloccherà quella delle regioni di testa, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le prime a partire lungo questo percorso virtuoso. Le parole sono del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che ha annunciato l'avvio della procedura per l'autonomia della Liguria a margine del convegno Sud Macro Regione, organizzato a Roma dalla Fondazione Magna Carta e dalla Fondazione Craxi. L'autonomia è una grande opportunità per tutti, ha commentato il governatore ligure, un progetto che non toglierà nulla alle regioni del sud. È vero che esistono regioni più benestanti e altre che incontrano maggiori difficoltà. Questo però non dipende dall'autonomia, ma da un centralismo che ha usato male i soldi degli italiani. E a proposito di soldi e finanziamenti, la Val Fontana Buona spinge per avere il tunnel. L'ipotesi recentemente lanciata dalla Regione è quella cioè di un tracciato corto di costi inferiori da affidare ad ANAS in Bassa Valle, non convince i sindaci. Facciamo il punto. I sindaci della Fontana Buona continuano a spingere per avere il tunnel che dalla parte alta della valle attraverso il monte colleghi la provinciale 225 con l'autostrada A12 in prossimità di Rapallo. Nonostante il costo, 300 milioni di euro circa, il territorio chiede quest'opera a gran voce perché è considerata strategica per la sopravvivenza della valle. Il progetto c'è, il 15 maggio del 2015 il Ministero delle Infrastrutture lo ha trasmesso alla Regione, di cui poi non ci sono stati ulteriori passaggi. Questa è la prima certezza. La seconda è che il tunnel è inserito nell'elenco delle opere prioritarie per la Liguria ed è al terzo posto. È quello che la Regione ha spiegato ai sindaci della Valle e del Tigullio in un recente incontro. Ci vuole la volontà politica per farlo, spiega oggi il sindaco di Mocconesi Gabriele Trossarello, ma al momento l'ipotesi avanzata dalla Regione è un'altra. C'è un progetto definitivo depositato al Ministero, un progetto che ha però un'alta capacità economica e quindi dobbiamo vedere se questa competenza che è evidentemente del governo per quanto riguarda il reperimento delle risorse può essere garantita. Nel frattempo noi cerchiamo di valutare una soluzione progettuale alternativa che possa essere un po' più contenuta, che possa stare all'interno dei 120-130 milioni in modo da essere più efficaci nel reperimento dei fondi qualora appunto il governo li voglia mettere a disposizione.
Questa soluzione leggera, da realizzare nella parte bassa della valle con sbocco presumibilmente all'altezza di Levi, non è nemmeno ipotizzata sulla carta. Partirebbe da uno studio di fattibilità con tempi lunghissimi e non risolverebbe il problema della valle, perché obbligherebbe gli abitanti della zona alta ad arrivare comunque fino a San Colombano prima di poter imboccare un'eventuale galleria. Ma io credo che le cose, come dire, che sono troppo lunghe nel tempo non hanno mai da perdere la speranza. È chiaro che se le indicazioni del governo sono di valutare un primo step progettuale dentro i 150 milioni, se riusciamo a trovare una tranche di questo tipo sono convinto che chi si prende gli impegni poi li mantiene. La Valle, spiega Trossarello, pur consapevole del fatto che Autostrade in questo momento difficilmente investirebbe una cifra simile, senza certezze sulle concessioni future, spinge con forza per la prima ipotesi di tunnel e chiede a gran voce che si trovi la volontà politica per farlo. C'è tempo fino a fine marzo per presentare le domande per partecipare al bando di finanziamento sulle strutture ricettive extra alberghiere, supporto alle esistenti e creazioni di nuove realtà promosse dall'Agenzia di Sviluppo Genovese GAL. La data di chiusura prevista per il 21 febbraio è stata prorogata al 31 di marzo. Il gruppo Noi di Chiavari chiede di affrontare il tema del parco di Portofino in Consiglio Comunale. Sull'argomento è stata presentata una mozione e un ordine del giorno ad essa collegato. Secondo Levaggi, Colombo e Garibaldi, la Giunta ha rifiutato di inserire Chiavari e il Monte delle Grazie dentro i confini del futuro parco nazionale, prendendo l'iniziativa da soli, spiegano, senza nessun momento di confronto né di consultazione con la cittadinanza. A pochi giorni dalla scomparsa di Betty Mazzino, Telepace perde un altro dei suoi volontari e sostenitori storici. Questa mattina, poco dopo le 10, è mancato Angelo Solari, 79 anni, apprezzato artigiano chiavarese. Da qualche tempo sofferente, era ricoverato in RSA. Angelo, con la moglie Renza Olivari e il figlio Paolo, quest'ultimo già presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, aveva da sempre sostenuto la nostra emittente televisiva. Era conosciuto a Chiavari per la sua attività di tappezziere, svolta dapprima nell'ex cantiere in Piazzetta dei Pescatori, poi in una bottega del centro storico in zona Rupinaro. A Telepace aveva contribuito all'allestimento degli studi dai quali ancora oggi trasmettiamo i nostri programmi. Uomo di fede, mite e pacato, sapeva essere gioviale e di compagnia, prestandosi al gioco e al canto. Era impegnato nella sua parrocchia San Giovanni Battista, dove si adoperava in particolar modo per l'allestimento del mercatino di Natale e in prossimità della Domenica delle Palme. Lascia la moglie Renza, il figlio Paolo con la moglie Francesca, la cognata Piermaria e le nipoti Ginevra, Silvia, Stefania, Gianni e Giulio. Domani alle 20:30 si terrà un momento di preghiera nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari, dove giovedì alle 15 si svolgeranno i funerali. Alla famiglia la preghiera, la vicinanza da parte di tutto lo staff di Telepace. Voltiamo pagina. È il caso della Pro Piacenza, esclusa dal campionato di Lega Pro, a tenere banco nel mondo del calcio in queste ultime ore. La squadra, dopo essere scesa in campo domenica con 7 ragazzini della primavera, è stata dichiarata fallita. Inevitabili i risvolti sulla classifica del girone A, nel quale si trova anche la Virtus Entella, che alla vigilia di un importante recupero domani contro la Pistoiese si ritrova in vetta a 46 punti. Ne abbiamo parlato con il direttore generale della squadra biancoceleste. Sentiamo. Purtroppo è frutto della gestione della FIGC fatta dal commissario Fabricini. Ha fatto tanti errori, tra questo anche aver lasciato le maglie per le iscrizioni troppo larghe. In queste maglie si sono inserite diverse società che non avevano i parametri per poter giocare il campionato di Lega Pro e che invece si sono iscritte, con i danni che si stanno vedendo fino ad ora. Viene annullata la partita da recuperare col Pro Piacenza, quindi arrivano a 3 punti che comunque fanno alzare la posizione in classifica della squadra. Sì, sicuramente non guasta vederci accorciare il distacco con le prime in classifica o addirittura raggiungere nel caso venga presa una decisione diversa sulle partite del girone di ritorno, quindi moralmente sicuramente un'iniezione di fiducia per tutti noi che vediamo la vetta più vicina. Quante partite ancora sono da recuperare per la Virtus Entella? Ci sono 5 partite, di cui una, quella col Cuneo, non dipende dalla situazione legata alla riammissione, ma dipende dall'errore dell'arbitro in Cuneo Entella del girone d'andata. Tornando al calcio giocato, quando la squadra tornerà in campo? Domani abbiamo un appuntamento importantissimo con la Pistoiese, il recupero della partita d'andata.
Ovviamente siccome si disputa solamente la nostra partita insieme a Cuneo Lucchese, che però è una gara che non c'entra molto con i vertici della classifica, è un turno fondamentale per noi per cercare di fare 3 punti che possano addirittura portarci in vetta. Poi domenica ci sarà uno scontro diretto, sicuramente è un tour de force, perché giocare col Piacenza domenica dopo questo turno infrasettimanale sarà una grande fatica e sicuramente una situazione non del tutto favorevole per noi, visto che il Piacenza mercoledì non giocherà, però in questo momento bisogna stringere i denti, abbiamo una rosa ampia e forte e anche chi ha giocato meno è in grado, secondo me, di fare grandi partite e di portare in tela la vittoria. Anche quest'anno l'Associazione Civitas Humana di Sestri Levante avvia dei corsi di computer per la terza età guidati dagli studenti del Natta De Ambrosis. Le lezioni inizieranno nei primi giorni di marzo. Le iscrizioni sono già aperte, occorre contattare l'ufficio Hauser in via 20 settembre a Sestri Levante il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18. E adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 20 febbraio. Generare futuro Genova è il tema dell'incontro, in programma all'Auditorium di Palazzo Rosso a Genova e i lavori prenderanno il via alle 9:30. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Quirolo, Corrado Castagneto affronterà il tema La malattia allergica nei libri e nei personaggi famosi. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16, nei locali di Via delle Vecchie Mura, Silvana Vernazza terrà una lezione di sociologia dal titolo A Piazza Banchi si accendevano roghi per cosiddette streghe. Nel foyer dell'Auditorium San Francesco di Chiavari è sempre allestita la mostra Dalla parte dei buoni, dedicata alla vita e all'opera di Renzo Calegari. L'esposizione, curata dall'Associazione Il Bandolo, è aperta nei giorni feriali dalle 16 alle 19, nei festivi e prefestivi anche dalle 10 alle 12. L'ingresso è libero. Ed è tutto per questa edizione di Tigulli oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul sito internet della radiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.